Termina 2-0 il big match tra Vigor per Conti e Grifone. Vigor che resta quindi imbattuta in testa al girone a punteggio pieno con 0 gol subiti. La formazione di mister De Vizzi però è la più pericolosa nei primi minuti, con questo tiro di Galli che esce di poco al lato del palo. Grande invenzione invece poco più tardi di Dianetti per Giannini, che però perde l'attimo e viene chiuso in calcio d'angolo. Questa punizione di Morano non viene toccata invece da nessuno fino a rimbalzare sul palo. Poi una bella iniziativa personale da parte di Scanzani, che in mezzo a tre riesce a girarsi, calcia troppo centrale però la sua conclusione. Ancora un'opportunità per il Grifone, questa volta Scanzani dentro l'area cerca Galli, ancora il tiro di Scanzani che viene murato. L'ultima opportunità del primo tempo però è di stampo blaugrana. Qui si chiude bene il triangolo tra Dianetti e Giannini. Il numero 7 va al tiro che termina però sul fondo. Ad inizio secondo tempo c'è subito la verticalizzazione di Dinezza, ottima l'idea verso Tomassini. Il numero 9 controlla e calcia da posizione difficile, palla che termina fuori, si fa vedere in avanti con insistenza la Vigor, termina alto il tiro in cooperazione tra Dianetti e Grimaldi, quindi Ardel da questa mattonella, elegante il dribbling su Dinezza, debole il destro sul primo palo, ancora Dianetti a creare problemi dalle sue parti, qui recupera questo pallone sulla tre quarti, va in porta a lui, viene murato però il suo tiro da un difensore, quindi su questo schema da calcio di punizione, gran parata di Caruso su Grimaldi, termina fuori poi il tap-in di Tognozzi. Ancora quindi il Grifone in avanti dopo un momento difficile, qui questa azione confusa termina con questo tiro di Scanzani che per poco non sorprende Proietti. Poi arriva la svolta della gara, De Angelis conquista questo calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara che indica il dischetto dal quale si presenta Capitan Grimaldi che non sbaglia con il destro, spiazza Caruso riuscendo a sbloccare una gara complicata e firmare l'1-0 per i suoi. Festeggia la Vigor per Conti, ma deve stare attento Proietti poco più tardi su questa sassata da parte di Scanzani. Il pallone si abbassa giusto sotto la traversa, deve metterci i guantoni il portiere. Poco più tardi però è il subentrato Pascariello a mettere fine alla disputa. Assist di Dianetti, il numero 20, tutto solo al centro dell'area piccola, apre il piattone, firma il 2-0 mettendo di fatto al sicuro il risultato. Nel finale si scaldano gli animi. Questo intervento di Ardel non piace a Cavallari che reagisce così. Rosso diretto per il numero 19, termina quindi anche in 10 uomini il Grifone. Ultima opportunità proprio per Ardel che va a calciare ancora sul primo palo, parata facile per Caruso. Arrivano pochi istanti più tardi i tre fischi del direttore di gara. In testa al girone rimane la Vigor per Conti.